Buona giornata, benvenuti, bentrovati. Il nostro appuntamento è quello dedicato al mondo dello sport attraverso i nostri canali web tv www.venetoglobe.com, la nostra web radio VG Radio e poi naturalmente il canale sportivo streamingsport.it, facente parte sempre della stessa famiglia, appunto venetoglobe.com. Per il digitale terrestre ci trovate sul canale 95 Veneto e Friuli Venezia Giulia, per l'emittente Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie anche per oggi, con l'emergenza coronavirus che purtroppo continua a tenere alto il tono. Il calcio ancora nella bufera più che mai totale, con il presidente dell'Inter Sang che non molla e che continua a dire che non si giocherella con il calendario. Salute e sicurezza vanno al primo posto. Il governo vara intanto una terapia shock antivirus e interviene sugli stadi che saranno a porte chiuse almeno per un mese in tutto il paese, ma Juventus-Milan di Coppa Italia viene rinviata. Divorzio scritto, almeno così sembra, tra Boban ed il Milan. Maldini riflette sul da farsi e deciderà nelle prossime ore cosa fare e come fare per se eventualmente dovrà lasciare il Milan. Pioli terminerà il suo mandato, il suo lavoro fino a fine stagione per la panchina appunto dei rossoneri, e una panchina che potrebbe essere poi ceduta a Rangnick, scelto da Gazidis e motivo dello scontro appunto tra i rossoneri. Al Cagliari invece è arrivato Zenga, è ritornato in panchina al posto di Maran, lo sostituirà fino al 2021-2021. Zenga avrà come vice Canzi, che è già tecnico della primavera cagliaritana. Sorteggio ieri per la Nation League con l'Italia che si colloca nel gruppo 1 con Olanda, Bosnia e Polonia. Inizio fissato per il 4 settembre contro la Bosnia, poi il 7 contro l'Olanda, l'8 ottobre contro la Polonia, poi le 3 partite di ritorno, semifinali 2 e 3 giugno 2021, finali il 6 giugno. Serie B, sempre per il calcio, turno infrasettimanale che ha visto questi risultati: a Cremona, Empoli batte Cremonese 3-2, Benevento inarrestabile vince anche a Perugia 2-1, in campo le Venete e le Friulane, Cosenza Cittadella è terminata 2-1 per il Cittadella di Venturato che ha ragione sul trevigiano Pillon, Pordenone batte Juve Stabia 2-1, il ritorno al successo della formazione di Tesser, Salernitana batte Venezia 2-0, si giocherà nella giornata odierna Ascoli-Chievo. Intanto parte il Motomondiale 2020, comincia in Qatar ma comincia senza la MotoGP, dunque soltanto Moto2 e Moto3, prove libere da venerdì. In Eurolega basket Milano che sfiora il miracolo, ma l'ultimo quarto, gli ultimi 10 minuti sono devastanti ed è tutto del Real che vince 78-73. Negli ultimi 10 minuti, pensate, Real ha rifilato a Milano ben 32 punti. Domani ci dovrebbe essere Valencia, sempre per quanto riguarda Milano, a porte chiuse, ma sembra che il club spagnolo si sia opposto a questa decisione. In Eurocup Venezia approda ai quarti di finale battendo Brescia nel derby tutto italiano per 93-88, quindi Venezia va avanti. La Virtus Bologna invece dovrebbe giocare in campo neutro a Belgrado, anche se non c'è l'ufficialità al 100%, però pare che Belgrado sia la scelta che possa andare bene anche ai turchi del Darussafaka, ma manca, vi dicevo, l'ufficialità dell'Eurolega. Stasera Partizan Trento invece come ultima gara assodata. Per la 1 di basket il derby tra Varese e Milano potrebbe venire rinviato perché la società non vuole giocare a porte chiuse, non c'è l'accordo tra i club e dovrà decidere adesso la Lega. Nel volley invece questa sera in campo l'Imoco Volley Conegliano, che nella giornata di ieri è arrivata all'aeroporto di Zurigo e poi trasferimento a Stoccarda, queste le immagini, giocherà appunto questa sera contro lo Stoccarda
a porte aperte, però non ci sono i tifosi italiani, che quindi sono rimasti a casa. Fenerbahce Novara e Scandicci Ezegabasi sono partite che sono state rimandate. Nel maschile invece regolarmente in campo nella Coppa per la Superlega, stasera anticipo della 23esima giornata tra Ravenna e Vibo Valentia. E adesso andiamo a vedere quello che succederà nel rugby con il Benetton che domani mattino presto salirà in aereo per andare a Newport per giocare contro i Dragons. Finalmente in campo nuovamente la formazione del Pro 14 e del Benetton. Noi andiamo a sentire il tecnico della Touche, Marco Bortolami, su come si sono presentati e su come si sono preparati i nostri trevigiani. Sì, assolutamente Dragons venerdì sera è confermata, è una partita che arriva finalmente, una partita contro una squadra che è in forma perché nelle ultime settimane ha inanellato risultati positivi. È una squadra giovane che gioca con un buon piglio, è una squadra solida anche davanti, sappiamo che lì da loro sono sempre degli avversari rognosi, però siamo pronti a fare quello che c'è da fare per provare a portarla a casa. Ne avevamo parlato anche con il preparatore atletico, è difficile questo tipo di preparazione che siete stati costretti a fare, avete dovuto ruotare, cambiare diverse cose. Ma sì, siamo dovuti adattare in base agli sviluppi dei programmi che abbiamo avuto in queste settimane, chiediamo ai nostri giocatori di essere pronti ad adattarsi a qualsiasi cosa perché dobbiamo essere pronti anche noi come allenatori, per cui insomma è stata 2 o 3 settimane così un po' che hanno variato nella pianificazione che avevamo, ma nulla di problematico. Rimanere fermi pertanto magari anche mentalmente può condizionare oppure sono professionisti quindi non dovrebbe? No, non condiziona perché siamo tutti coscienti di quello che ci aspetta e delle partite che dobbiamo fare, assolutamente no, non è assolutamente una scusa o altro. E credo che in questo periodo ci abbia anche fatto comodo perché avendo la squadra molto corta causa 6 nazioni, per fortuna 6 nazioni perché molti ragazzi sono via, insomma qualche infortunio magari che abbiamo avuto in questo periodo abbiamo avuto il tempo per assimilarlo. La squadra, la lista comunque non è molto lunga dei giocatori disponibili, ma abbastanza per affrontare questa partita al meglio. E in bocca al lupo naturalmente al Benetton che sale a Newport per affrontare i Dragons, come ci ha raccontato Marco Bortolami, tecnico degli Avanti Touche del Benetton. Parliamo di hockey, hockey su ghiaccio perché a Cortina c'è stata l'altra sera un match importante, un match di ritorno, un match che ha visto la vittoria di Cortina ed è un ritorno anche di Cortina nei campionati che contano. Andiamo a sentire il nostro servizio. Beh, allora abbiamo iniziato un po' sottotono, devo ammettere, loro hanno preso in mano la partita all'inizio, piano piano siamo cresciuti sempre di più, penso che alla fine si è visto il terzo tempo, abbiamo giocato bene, è normale subire contro una squadra come il Brunico, ci sta, grande carattere di nuovo da parte della squadra, questo Master Round non l'abbiamo mai perso in casa e siamo riusciti a dare una dimostrazione che qui bisogna sputare il sangue per ottenere qualcosa. Sì, avevamo iniziato bene, poi dopo il 2-0 però siamo calati, abbiamo quasi smesso di giocare. E merito al Cortina che non ha mollato e hanno vinto con merito, direi anche. Cortina che quindi, come avete sentito, è ritornato ai fasti di una volta, beh, se lo augurano un po' tutto, tra l'altro insomma anche nel periodo delle Olimpiadi e di questi mondiali, insomma se lo augurano un po' che l'hockey possa ritornare importante a Cortina come lo era anni fa. Lasciamo lo sport sul ghiaccio e passiamo alla pallavolo maschile, anche in questo caso in A3 c'è la possibilità che si giochi a porte aperte, ma c'è anche la possibilità che si debba giocare a porte chiuse, per esempio per il Motta di Livenza sarà a San Donà per un derby più che mai importante. Staremo a vedere perché sia volley che basket hanno deciso sì, però si prenderanno le ultime decisioni nelle ultime ore, nelle ultime giornate prima del weekend. La TVB De Longhi, per esempio, per quanto riguarda il basket trevigiano di massima serie, dovrebbe riprendere a giocare l'8
l'8 marzo a Pesaro, e sarà da verificare anche in questo caso e capire se a porte chiuse o a porte aperte. Ritorniamo al calcio, perché anche qui c'è diversità di commenti, c'è diversità di comunicati. Siamo stati tempestati in queste settimane, in questi giorni, di comunicati che a volte si sovrappongono l'uno all'altro, facendo anche molta confusione purtroppo. La Serie C, il Vicenza è in testa al campionato, 58 punti, sarà una maratona con un finale compresso però per questa Serie C in 43 giorni. Pensate, un recupero che si giocherà mercoledì 11, poi si partirà il 15, playoff che cominceranno venerdì 1 maggio, mentre l'andata dei playout è fissata per il 9 di maggio. Mi pare che Arzignano debba giocare circa 12 partite nel lasso appunto di questi 43 giorni, quindi sono veramente tante. Per quanto riguarda la Serie D, si dà per scontato in questo caso che non si giochi, come si è fatto nella domenica passata, dove A, B, C e D i gironi non sono andati in campo, sono state rinviate le partite. Nel girone C, lo ricordiamo, quello che ci interessa da vicino, c'è sempre in testa il Campo d'Arsego di Antonio con 54 punti, e qui bisognerà vedere appunto. Comunque questo è confermato che non si giochi per quanto riguarda la Serie D. Si diceva, e aspettiamo conferme nelle prossime ore, che i campionati minori dall'eccellenza alla prima, seconda, terza categoria avrebbero giocato, ci sarebbe solo l'opportunità di scegliere se a porte chiuse o a porte aperte. Molti sorridono perché il porte chiuse nei campionati di eccellenza, di promozione, di prima, di seconda e di terza categoria vuol dire veramente 15, 20, 30, 50 persone quando si fa il pienone. Beh, insomma, se questo è un problema, e allora veramente siamo presi proprio male. Per quanto riguarda il basket, come vi dicevo prima, decisioni anche qui all'ultima ora, idem per la Serie A2 femminile, con il Ponzano che dovrebbe però andare a giocare sabato a Tortona, e qui si giocherà a porte aperte, almeno così è stato comunicato. In Serie B maschile, la Ruker San Beniamiano rimane ferma, ripartirà con un turno infrasettimanale fissato l'11 di marzo. Tra l'11 e il 12 marzo sembra che la Ruker disputerà il big match contro Bernareggio proprio l'11 di marzo, con palla a 2 alle ore 20:30. Anche in questo caso da decidere se a porte chiuse o aperte. Rimane da definire per la Ruker anche la programmazione della Coppa Italia, ma qui deciderà la Lega. È tutto, ci fermiamo qui con tanti dubbi, tante perplessità. Noi vi aspettiamo e ci ritroviamo domani.